Amici bellini, bentornati, riconnettiamoci, è stato un paio di giorni un po' particolari, possiamo finalmente dedicare, non mi ricordo come si fanno i video di YouTube, insomma, formazione, ipotesi di formazione, chi è tornato dalle nazionali, come è tornato, ci sono notizie sui rinnovi, un po' di cose, vediamo. Tra l'altro ieri sera YouTube si è bloccato un attimo, non si cliccavano i video, ho avuto 5 minuti di panico veramente e ho detto so io che ho fatto 2 giorni senza video e che ho creato il benvenuto Blay. E a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale, non ho mollato, assolutamente, lasciate anzi un like e anche l'hype, perché quando poi salti 2 giorni l'algoritmo si scorda di te, buonanotte. Per voi sono solo dei click, per me è importantissimo, ma senza indugio ci spostiamo, non prima però di aver mandato un bacio ad Angela Torre, che è una delle prime storiche della community, che purtroppo è il gattino, e io ti sono vicinissimo Angela, perché anche io ne ho persi 2 nella mia vita ed è un dolore inarrestabile, incomprensibile, quindi permettetemi di dedicare questo video a lei, teniamoci compagnia e spostiamoci nella zona dell'analisi tattica. Penso che questo vada in copertina, c'è poco altro di cui parlare se non delle ipotesi da fare sulla formazione, perché queste sono le mie certezze e nemmeno è detto, perché ci sono 2 cose da considerare: i ritorni dalle nazionali, quelli che sono infortunati e che stanno recuperando, e anche probabilmente un occhio alla Champions che verrà. Quindi si potrebbero fare dei ragionamenti per quanto riguarda che noi affrontiamo il Torino, poi c'è il PSV. Sappiamo che in vista della partita di Champions Conte ha fatto riposare Beuk, ma però mancava anche Buongiorno. Adesso chi lo sa, perché abbiamo saputo che Buongiorno è recuperabile, abbiamo saputo che Politano è recuperabile. La domanda è: li rischiamo? Perché sappiamo che con Buongiorno poi si è creato quella ricaduta. Rachmani è ancora indisponibile, quindi ci devi ragionare. C'è Beukema, c'è Juan Jesus, c'è un Marianucci che qualcuno sta dicendo potrebbe essere lanciato nella mischia. Marianucci ho letto non benissimo nell'ultima partita con la nazionale Under 21, quindi non lo so se torna più, come al solito può tornare più convinto di far meglio, oppure magari non lo bruciamo e lo facciamo recuperare anche lo stato di forma con più calma. Quindi in teoria, se non vuoi rischiare Buongiorno e magari lo metti nel finale di partita come hai fatto con il Cagliari, potrebbe essere logico, però Marianucci non ce l'hai. Direi Juan Jesus, mi sento più di mettere sicuramente Juan Jesus qui al posto di Buongiorno, e c'è da giocarsi il Marianucci dentro o il Beuk, ma visto che il Marianucci non ce l'hai, però già sai che in teoria, se a Beukema succede un raffreddore, parliamo sempre di raffreddori, in teoria ti puoi giocare la coppia Juan Jesus Buongiorno in Champions. Sono 2 mancini, quindi non è ideale, ma io credo che si possa andare così, anche perché ragazzi io li voglio fare il turnover, voglio alternarli tutti, voglio gestirli, non voglio farli arrivare al limite della sopportazione. È notizia di queste ore, insomma, tutte le defezioni nuove del Milan, insomma a noi ci è andato quasi bene, però abbiamo perso una pedina importantissima. Volevo soltanto segnalarvi che l'arbitro Fornoeau, chiamatelo come volete, ho perso una pedina importantissima, quale Lobotka, e quindi dobbiamo capire come sostituirlo. Un altro dubbio è ovviamente a sinistra, perché dovrebbero essere tutti e 3 arruolabili. Lì è più una questione di che partita vuoi fare. Non riesco più a considerare Olivera quello che ti dà più garanzie difensive, forse te ne dà perché non spinge, ma non è detto che con Olivera tu hai bloccato quella fascia e non passa nessuno. In quella zona potrebbe agire Ngong, che noi conosciamo molto bene. Potrebbe arrivare Lazzaro se giocherà a destra e non a sinistra. Gutierrez, se Spina sta bene, io mi metto sempre Spina. Nonostante Gutierrez si stia entrando nelle gerarchie, stanno guadagnando più minuti. Non abbiamo parlato del portiere, ovviamente non parliamo di Patrizia di nuovo. Il solito dubbio, ritorna Meret o continuiamo con Milinkovic Savic? Milinkovic Savic contro il Torino pure è un tema, non lo so.
non vedere Meret titolare significherebbe che le gerarchie sono state fatte e a quel punto è diventato Savic il titolare. Veramente me lo potete dire voi nei commenti quello che ritenete più opportuno. Io ci metto Meret, ma l'importante a fantacalcio è averli tutti e due altrimenti si crea sempre il panico. Facciamo che Anghissà sta bene, e su Anghissà si è parlato anche di rinnovo, ce ne ha parlato Fabrizio Romano, quindi fonte di solito affidabile. De Bruyne sta in una forma incredibile e con la mancanza di Lobotka, secondo me quel De Bruyne che si abbassa anche, ti dà una mano in regia, io non ci rinuncerei. È tornato al gol anche McTominay in nazionale, De Bruyne segna a raffica, ha fatto anche un record di chilometraggio, il più veloce della sua squadra col Belgio, cioè il vecchietto chiatto che è fuori forma. Va bene, parliamone quanto volete voi, io ho sempre pronto un dissing nei confronti di Hernanes, prima o poi lo farò, non mi è sembrato ancora il caso, ma prima o poi lo farò. La cosa più logica nel momento in cui ti manca Lobotka è pensare a Billy Gilmour, come lo chiamava Conte, e quindi regista per regista. Gilmour sappiamo che ha anche un po' più di lancio lungo. In attacco, io non lo toglierei un Højlund che ha ripreso il feeling con il gol, con un Lukaku che scalpita, leggiamo che vuole accorciare i tempi e rientrare il prima possibile. Højlund onestamente ad oggi si fa preferire a Lucca per tutto il lavoro che fa, oltre del gol e della capacità di andare in velocità e in profondità, quindi partirei qui. E Politano, Politano è stato recuperato, ma vogliamo pensare che Neres può farla una partita dall'inizio senza necessariamente scoprire quella fascia? Tra l'altro Di Lorenzo ha fatto anche una partita un po' più bloccata, mi dicono, con la nazionale, forse non eccezionale, perché io non ne ho voluto parlare. Io ieri non ho potuto fare video perché ero veramente impegnatissimo con cose mie musicali. A partita dell'Italia non ho voluto sinceramente dire nulla, ero comunque impegnato, ma si poteva fare, ma ho preferito non farlo. Quindi sì, un Politano non rischiamo, direi, te lo ritrovi per la Champions senza rischiare, e onestamente ci metterei Neres qui senza doverlo snaturare a sinistra, gli fai fare il suo lavoro e si può anche continuare con questo 4-1, come lo vogliamo chiamare, alla fine questi sono i giocatori, contro un Torino che ha dimostrato un po' di imbarazzi a inizio campionato, ma hanno dei giocatori che noi conosciamo anche bene, non ultimo Simeone, che hanno dei colpi in canna, non voglio fare nomi per non chiamarceli, però insomma li sappiamo, quelli che sono un pochino più pericolosi. Casadei, che a me piaceva moltissimo, Vlahovic, che è un mio ex pupillo, Gong, Simeone, eccetera eccetera. Quindi occhio, direi di non sottovalutare niente nella giornata in cui ci sono molti scontri diretti e bisogna approfittare. Domani sentiremo Conte in conferenza, meno male, siamo ritornati, che bello, e proverò a partire con questa formazione sul canale Fluidzot, dove mi divertirò ad anticipare quello che può essere la partita. Nei dubbi di formazione vediamo pure in che forma stanno sul giochino, in modo tale da risolvere delle situazioni, dei ballottaggi. Ma a me sembra questa una formazione che insomma cambi Lobotka con Gilmour, Politano con Neres, senza rivoluzioni, perché poi deve rimanere l'impianto del gruppo, altrimenti perdi troppe certezze. Direi che ci siamo. Altre notizie non ce ne sono onestamente, se non questo discorso sui rinnovi. Oltre a Anghissà, il Napoli pare voglia rinnovare Ambrosino, lo stesso Vergara, si parlava anche di Rachmani, oltre alla logica intenzione di riprendere, di utilizzare il diritto di riscatto per Højlund, perché ottimo impatto e grande potenziale. Ovviamente Højlund, McTominay, lo stesso De Bruyne fanno parlare molto. Io sono stato invaso nei miei feed su tutti i social di cose su De Bruyne, una continuazione, la consapevolezza nel mondo di quanto De Bruyne sia stato continuo negli anni, considerato a più riprese il miglior centrocampista della Premier League, poi se la gioca con i vari Lampard, con Gerrard, ma stiamo parlando di eccellenze assolute, e a quanto pare il mondo si sta accorgendo che non è sembra quasi che sai poco. Allora al tramonto.
tramonto, un fattore Hernanes eccetera eccetera, ma continuo a non volerne parlare. Devo fare un video bello su Hernanes, ho schermo verticale, aspettatevelo, iscrivetevi al canale, qualcosa si farà. E nel finale, giusto per salutarci, una riflessione che esula dal mondo calcistico ma che riguarda noi community. Io sto guardando l'intelligenza artificiale con insomma sui video, sta diventando un po' spaventosa. E si arriverà ad un momento. Già oggi io mi vergogno di dover guardare attentamente un paio di volte i video che girano per capire se effettivamente è un video fatto con l'intelligenza artificiale o no. Quindi siamo arrivati siamo già oltre la sicurezza, il che è un po' spaventoso, non solo per i content creator che poi ci potrebbero far dire in futuro qualsiasi cosa con la nostra voce, con le nostre sembianze e così, ma in generale proprio per il mondo dove sta andando, in quale direzione sta andando, perché non ci potremo fidare più nemmeno dei nostri occhi. E quindi è importantissimo che tra di noi si vada oltre quello che è il semplice video che uno guarda e si scambia due opinioni calcistiche, ma si deve arrivare a un senso di community, quasi di fidarsi, di fiducia, in modo tale che se vedete qualcosa di strano voi dovete sapere: no, questo non l'ha detto lui. Non è possibile, perché anche se lo vedo con i miei occhi e lo sento con le mie orecchie non è possibile. Quindi stiamoci vicini, cioè facciamo ancora di più community se è possibile. Voi lo fate già, io sono fortunatissimo ad avere una famiglia allargata così, però è abbastanza spaventoso e siamo un pochino tutti responsabili, noi che le usiamo per fare dei contenuti sfiziosi, chi condivide a manetta, purtroppo non c'è una soluzione, si va sempre. L'unica cosa è cominciare a regolarli, questi video. Tutti i contenuti che poi vengono sviluppati e creati con l'intelligenza artificiale devono essere flaggati, possono essere divertenti, possono essere sfiziosi, ma devono essere flaggati e riconoscibili in qualche modo. Non lo so se si arriverà a questo, lo spero tanto, perché va bene vedere il video. Se Maradona fosse stato al Palermo, condiviso con gli amici sul gruppo Telegram, e vedi Maradona effettivamente con le sue sembianze, con la maglia del Palermo che fa delle cose, ovviamente se gli chiedi troppi dettagli il video si sgama, però se ne chiedi pochi e basta mezza immagine la sviluppano come vogliono, diventa un po' pericoloso. Ma è solo uno sfogo, una riflessione mia che volevo ieri, che capite, salta YouTube, io non faccio il video per 2 giorni e mi è venuto un attimo di ansia nel rapporto con voi eccetera eccetera. Ci siamo, non vi preoccupate, domani Conte Renza e poi andiamo alla partita, tanti giorni di inattività e poi tutto insieme, perché poi devo andare pure a suonare dopo la partita, insomma vabbè, state tuned, seguitemi su tutte le cose, se vi va iscrivetevi al canale, lasciate i like e l'hype e io vi abbraccio forte, perché al di là del calcio c'è proprio questa cosa, mi dispiace se poi pensiamo positivo. Come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconta.